Oggi qui a Miane si è inaugurata una scuola, un edificio completamente normato. Una scuola come questa sicuramente agevola il buon studio dei ragazzi. Non solo, ma è un esempio pratico di come dovrebbe essere l'edilizia scolastica in senso, diciamo, allargato rispetto a una situazione che abbiamo trovato veramente complicata, perché noi abbiamo una situazione di tutti gli edifici scolastici italiana difficile rispetto anche alle certificazioni per quanto riguarda la sicurezza. Di fatto questa rappresenta sicuramente un modello che potrà essere tranquillamente portato come esempio per una buona, sana amministrazione e per un edificio a prova veramente anche di qualsiasi evento sismico. Una bella soddisfazione per un sindaco aver ristrutturato e normato una scuola in soli 2 anni. Assolutamente sì, questa era la nostra priorità e abbiamo cercato di dare corpo e anima a questa nostra priorità, rendendo concreti i lavori per la nostra sicurezza, ma soprattutto per la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. L'impegno della Giunta di Miane nei confronti della scuola però non finisce qui, non finisce oggi. Assolutamente no, a questi interventi, che sono 3, ne seguirà un quarto per l'efficientamento appunto energetico, e adesso starà a noi, alla nostra squadra, andare a recuperare i fondi per poter fare anche questo intervento che io voglio fare, perché credo che sia importante anche dal punto di vista del risparmio economico, insomma, intraprendere questa strada. Quindi sicuramente il mio impegno sarà massimo per cercare le risorse affinché si possa completare completamente questo stabile. Piuttosto che magari sprecare soldi, pensiamo che mettere in sicurezza la vita dei nostri ragazzi che vanno a scuola sia fondamentale. Non è una nostra competenza, ma dove possiamo diamo una mano ai comuni. In questo caso Miane ha fatto un grande lavoro e quindi noi ci siamo. Diventa sempre più sicuro e devo ringraziare le amministrazioni comunali di questo territorio perché hanno una grande attenzione nei confronti della scuola. Si sono appena conclusi i lavori qui a Miane, ma sono in corso i lavori nel plesso di Tarzo, per esempio, di adeguamento sismico, e anche a Revine Lago ci sono appena terminati i lavori e quest'anno la scuola rientra in possesso dei locali come era 2 anni fa, dopo i lavori molto importanti che sono stati realizzati in questo periodo. Quindi è un territorio che davvero investe nella scuola, nella sua sicurezza e nell'offrire ai ragazzi le opportunità di cui hanno bisogno. Sono piacevolmente sorpresa di questo perché non tutti i territori hanno questa attenzione nei confronti dei ragazzi e delle scuole.